Il 10 gennaio presenteremo al Ministro delle Infrastrutture De Micheli il progetto che prevede la trasformazione radicale della CAV in CAV 2.0, attraverso la liberalizzazione di 1 miliardo di investimenti senza più pesare sulle casse dello Stato e una completa autonomia della concessionaria. E quel che più conta per i veneti, l'abolizione o una drastica diminuzione dei pedaggi per tutte le tratte origine e destinazione all'interno del perimetro. Dopo le proteste insorte nei giorni scorsi per l'aumento del pedaggio autostradale da 2,80 euro a 3 euro nel tratto Padova Est-Marghera, il presidente Zaia annuncia la rivoluzione di CAV. Tanto per chiarire, spiega, chi percorrerà quel tratto o non pagherà nulla o pagherà un pedaggio ridottissimo unicamente legato ai costi di gestione. Il progetto non nasce oggi, continua Zaia, ma ci stiamo lavorando da oltre un anno. Nonostante queste dichiarazioni, però, le perplessità del comune di Dolo, colpito dall'aumento insieme agli altri della Riviera, continuano. Zaia annuncia la nascita il 10 gennaio di CAV 2.0, una super autostrada pressoché liberalizzata nella quale non si pagheranno le tariffe o si pagheranno ridottissime. Allora non si capisce perché dal 1 gennaio ha fatto scattare gli aumenti dei pedaggi se il 10 i pedaggi poi non si pagheranno più. La questione non c'è assolutamente chiara e non ci può far dormire sonni tranquilli. Zaia però specifica. Non si tratta di una reazione alle notizie di giornata, tanto è vero che il piano era stato inserito nella manovra 2020 attraverso 2 emendamenti che il Parlamento ha ritenuto però di bocciare. Reitereremo il progetto al Ministro. CAV ha già liberalizzato alcune tratte, dice Zaia, come la tangenziale di Mestre e la bretella per l'aeroporto, e come ci ha autorizzato recentemente il Ministero, renderemo permanente per un altro anno ancora l'agevolazione tariffaria fra le stazioni Mirano Dolo e Padova Est. Ma a noi non basta, conclude. Vogliamo un'armonizzazione totale in questa direzione per tutti i veneti residenti in zona. Ce lo possiamo permettere.